Buonasera a tutti, benvenuti a Telepace Sport come ogni lunedì alle 21. Ciao Gloria. Ciao Roberto, buonasera a tutti. E ciao Luca. Buonasera. Allora, tanti sportivi anche questa sera a Teatro Caritas a Chiavari, parleremo di calcio soprattutto e di pallanuoto con la società del Camogli presente, ma abbiamo un'anteprima e direi che il primo applauso questa sera deve andare al Sesti Levante perché proprio ieri si è salvato vincendo per 3-2 con la Vis Pesaro. Esatto Roberto. Poi andando in Serie D e abbiamo presente l'allenatore Alberto Ruvo, un applauso alla Lavagnese perché anche ieri con un bel 4-2 con l'Asti in casa si è salvata. Questa era come anteprima, però lasciamo il commento ai punteggi e ai gol. Esatto, nel dettaglio ripartiamo dalla Serie A, quindi il Genoa ha giocato questo weekend, ha perso venerdì 1-0 contro la Lazio. Questo weekend c'è stato anche il derby ligure Sampdoria Spezia, finito 0-0, quindi un punto importante per entrambe le squadre, nessun gol però. Come tu hai preannunciato, il Sestri Levante con una giornata di anticipo rimane in Serie C e ha vinto 3-2 contro la Vis Pesaro. L'Entella invece ha perso 1-0 contro il Rimini e dovrà giocarsi tutto settimana prossima per rimanere in questo campionato. Come dicevi tu, ce l'ha fatta in Serie C il Sestri Levante, ma anche la Lavagnese ieri ha vinto 4-2 contro l'Asti e anche per loro salvezza matematica in campionato di Serie D. Quindi diciamo che è un weekend molto intenso e positivo per la maggior parte delle nostre squadre. Benissimo, invece per la pallanuoto il Chiavari è lanciatissimo. Si è ingarbugliata un po' la situazione per i playoff di Serie A2 del Girone Nord perché la sconfitta del Bogliasco a Brescia ha rimesso in corsa al Brescia, ha rallentato il Bogliasco, adesso sono 4 squadre per 3 posti, il Bogliasco ha 45 punti, Chiavari e Torino a 44 e il Brescia a 42. E il fatto è che il prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto tra Torino e Chiavari Nuoto in quel di Torino. Quindi la situazione si è un po' ingarbugliata, ecco, però è comunque così ancora più avvincente. Ecco. Senz'altro. Allora seguiremo questo fine di stagione molto, molto bello del Chiavari Pallanuoto. Direi andiamo a presentare gli ospiti, a cominciare da questi che abbiamo qua insieme con Luca. Allora, parlavamo di pallanuoto, Massimo Bozzo che è presidente della Rarinante Scamogli di pallanuoto. Insieme a Marilena Sessargo che è allenatrice della prima squadra femminile. Poi vi ho anticipato Alberto Ruvo, allenatore della Lavagnese, con lui salutiamo tutto lo staff, tutta la squadra e la società. E poi abbiamo il colore rosso del Moconesi, qua il presidente Fabio Beroldo. Mirko Garbarino che è l'allenatore del Moconesi appunto 92. Mirko, il tifo non ti manca, mi sembra, questa sera. E Alessia Ferrera, che è allenatrice dell'Under 12 femminile. Benissimo, andiamo in posizione con le telecamere su Gloria e andiamo per la presentazione delle prime file. In platea, come dicevi tu, in rosso abbiamo il Moconesi, non so parlare, Moconesi Calcio, e dopo andremo comunque nel dettaglio a conoscere i nostri ospiti. Passando dall'altra parte invece abbiamo la Rarinante Scamogli, pallanuoto e nuoto, e invece per finire abbiamo il Motor Club Tigullio con Giuseppe Iafaldano, Luciano Cortassa e il vicepresidente amministratore delegato Marina Chiavari, Germano Tabaroni, e dopo andremo nel dettaglio anche con loro. Allora, facciamo un rapido giro tanto per così conoscerci. Direi parola a Alberto Ruvo, insomma, hai preso
seconda parte del campionato, per la seconda parte la Lavagnese non era messa bene, siamo arrivati a questo risultato, bel risultato. Sì, è stata una bella cavalcata da quando sono ritornato a Lavagna. Eravamo in una situazione un po' particolare, c'erano un po' di problemi, siamo stati bravi tutti, la società, a fare il mercato di dicembre, a comprare qualche giocatore, a fare quadrato intorno alla squadra, e penso che negli ultimi mesi abbiamo fatto un campionato da primi posti, quindi c'è la gioia di aver raggiunto questa salvezza 2 giornate alla fine, che pensavo fosse quasi impossibile nel momento in cui sono ritornato. Eravamo molto distanti dalla salvezza, però i ragazzi sono stati veramente bravi, sono andati avanti sulla loro strada e non hanno guardato in faccia a nessuno, ci siamo fatti forza tra di noi e questo abbiamo fatto un buonissimo risultato. Allora, c'è anche il derby Milan-Inter e arriva la comunicazione alla 18ª Acerbi per l'Inter, perciò l'Inter 1-0. Prendo la parola anche per salutare il primo collegamento il nostro Giacomo Rizzi, che è al campo della Caparanese ma con il Ricalcio. Vediamo un pochino il collegarci con Giacomo. Io mi sono spostato. Chiacchierando. Sì, grazie Roberto e buonasera a tutti. Siamo qui dal campo di Caperana per l'allenamento appunto del Ricalcio, che è squadra che milita in terza categoria. Qui con me c'è il presidente Stelio Vacarezza, che mi spiegava che è la squadra di Chiavari con la matricola più vecchia, quindi si può dire la squadra più antica di Chiavari. Sì, siamo la squadra più antica di Chiavari, quello che stiamo completando il 49esimo campionato consecutivamente con la stessa matricola. Un altro anno festeggeremo i 50 anni di esistenza, già che il Ricalcio è nato nel 1975, fondato da un gruppo di amici che avevano piacere a stare insieme, a fare sport e a giocare in amicizia. Valori che negli anni, pur cambiando di generazione in generazione, abbiamo cercato sempre di mantenere. Quindi i ragazzi del Ricalcio sono soprattutto amici. Chi viene nel Ricalcio si trova bene, normalmente sta con noi tanti anni, e quando smette come me inizia a dare una mano in dirigenza, a fare il dirigente, a fare tutto quello che serve per mettersi a disposizione per far giocare i ragazzi più giovani. Io sono qua dall'86, dal 90 ad oggi che faccio il presidente, dal 90. Sono ben contento perché il Ricalcio ormai è diventato parte della mia vita. Ho visto passare centinaia di ragazzi, me li ricordo quasi tutti, e fa piacere adesso incontrarli a volte per strada con le famiglie, diventati uomini, diventati papà. Sono belle cose, sono bei ricordi che mi legano ancora ai vecchi compagni di squadra con cui ci si ritrova, si fanno le vacanze insieme, mi legano a questi ragazzi. Sono venuti a giocare qua con noi figli di miei amici, figli di miei giocatori, oggi gioca anche qui mio figlio, e posso dire è un bel gruppo. Cerchiamo di valorizzare tutti, di valorizzare l'impegno, l'educazione, il comportamento, e di aiutare i ragazzi a crescere con dei valori di sport possibilmente sani, e di aiutarli in questo percorso di crescita, coltivando amicizie e giocando a calcio. Ecco, giocando a calcio. A 3 giornate dalla fine, esatto, a 3 giornate dalla fine siete in zona playoff, l'obiettivo è provare a giocarseli. L'obiettivo è provare a giocarseli, siamo qua, siamo in terza posizione in classifica, vogliamo tenere la posizione o possibilmente migliorarla per andare a giocare i playoff, per allungare un po' questo campionato. C'è ancora qualche soddisfazione. I ragazzi si impegnano molto quest'anno, come sempre, ma quest'anno particolarmente perché la classifica ci stimola, c'è molto impegno da parte di tutti. Non siamo mai stati meno di 20 o 24 ad allenamento, oggi stasera siamo 20, pur essendo una fredda giornata di primavera.
Sono contento perché è una bella risposta, i ragazzi si ritrovano anche fuori dal campo, dopo le partite, frequentemente almeno una volta o più al mese facciamo una cena con i ragazzi, è un modo di stare insieme facendo sport che aiuta e io nel mio piccolo cerco di dare una mano a tutti. Ecco. Ringraziamo il Presidente e da Capelana per il momento è tutto, anche perché abbiamo iniziato il collegamento che la squadra stava tirando in porta, adesso stanno giocando nella posizione di campo in cui siamo, quindi restituiamo la linea allo studio. Benissimo, benissimo. Giacomo, rientriamo in studio rimanendo negli allenatori, salutiamo Mirko Garbarino, un po' come sta andando quest'anno. Ieri c'è stata la vittoria, Carrasco-Moconesi 5-3. Molto importante, sì, decisiva direi, proprio perché, come diceva Stelio, loro sono lì dietro e cercano di raggiungerci, mancano 3 partite, faremo di tutto perché ciò non accada, in assoluto. Ecco, chi sarà promosso dalla terza categoria secondo te? Rispondo fra 15 giorni. Fra 15 giorni, Va bene. Allora direi salutiamo il Camogli di Pallanuoto. Un po' il Camogli di Pallanuoto, siamo qui con Massimo Bozzo, il Presidente. Allora Presidente, io prima all'inizio ho accennato un po' ai playoff di A2, l'anno scorso li avete vinti, voi in un bellissimo, in 3 partite contro la Florenza, insomma è stato un bellissimo playoff, siete andati in A1, quest'anno la stagione insomma non è andata proprio benissimo. Ecco. Diciamo che sicuramente è stata una stagione deludente, anche se si poteva pensare di retrocedere non in questa maniera, però abbiamo archiviato già e stiamo pensando al futuro con i nostri ragazzi che abbiamo dietro, il bacino aumenta sempre di più di ragazzi, sia maschile che femminile, pensiamo la società è sana, ha compiuto quest'anno 110 anni e quindi cercheremo di tornare su il più presto possibile, magari col nostro vivaio, che è la cosa più importante. La cosa è il vivaio, poi sappiamo che il vivaio di Camogli è sempre stato un vivaio con grossa tradizione, con titoli italiani e tutto. Siamo ancora oggi la società che a livello di giovanile maschile è la più titolata. Quindi insomma c'è il futuro, c'è. Sì, ecco. Mantenersi è sempre difficile, ci sono degli alti e bassi, adesso lentamente stiamo cercando di risalire. Ecco. Che saluti con Marilena. Con Marilena Sessarego, che è l'allenatrice, abbiamo già sentito che il tifo che fanno per lei le sue ragazze. Marilena, che alleni, dici un po' cosa fai. Alleno l'Under 14, l'Under 16, l'Under 18 e la prima squadra femminile del Camogli. Quindi diciamo tutta la parte femminile, ecco, dalle più piccole alle più grandi. Ecco, quest'anno però voi, come ragazze che giocate la Serie B, la prima squadra, invece state lottando per provare a fare quello che hanno fatto l'anno scorso i vostri ragazzi. Sì, abbiamo appena concluso il girone di andata, abbiamo concluso prima in classifica e settimana prossima inizierà il ritorno. Non voglio dire niente, no, non si dice niente. Però cerchiamo di fare il meglio possibile, ecco. È un gruppo di ragazze esperte insieme alle giovani, aggreghiamo le giovani dall'Under 14 all'Under 18. Chi si allena meglio viene premiata e cerchiamo di trasmettere anche dei valori anche educativi e sociali a quelle più piccoline, in modo tale che poi trascinino ancora di più quelle ancora più piccole dell'Under 12, perché quest'anno abbiamo la fortuna comunque di avere un bel gruppo di ragazze. Noi siamo partite soltanto 3 anni fa e adesso quest'anno abbiamo 40 tesserate donne ed è un buon numero. Direi che è un ottimo numero. Sì, sì. Bene, allora poi ci dirai un po' più approfonditamente cosa fai poi con queste ragazzine, come le alleni per farle diventare poi delle giocatrici, insomma, a livello assoluto. Ecco. Allora direi passiamo da un'allenatrice di pallanuoto a un'allenatrice di calcio, l'Under 12 femminile del Moconesi, Alessia Ferrera.
Come presentiamo la tua squadra? Siamo riusciti quest'anno finalmente a fare la femminile, molto contenta. Le bambine non ne abbiamo tantissime, però sono 12 per il momento, però ci vogliono tanta voglia, tanta grinta e sono brave. Perciò, Presidente, anche ormai insomma, il campo femminile nel calcio è molto presente. Sì, sta prendendo campo e speriamo anche noi come piccola società di portare avanti questa iniziativa. Siamo contenti anche se le ragazze perdano, però ci sta perché il primo anno hanno iniziato, certe facevano pallavolo, certe facevano danza, abbiamo creato un gruppo e cerchiamo di portare avanti questo gruppo. E come numeri la società fate quali campionati? Campionato partiamo dai 17-18, arriviamo agli under 16 e poi quest'anno abbiamo la fortuna di avere anche rilevato la prima squadra in terza categoria e siamo contenti perché con tanti sacrifici comunque riusciamo a portare avanti tutto. E c'è un bel gruppo, mi sembra, in prima squadra. Prima negli allenamenti degli applausi abbiamo sentito un grande tifo, Mirko? Abbiamo lavorato anche su questo, nel senso che l'anno scorso non era proprio quell'ambiente che un allenatore spera di trovare in uno spogliatoio. Abbiamo cercato di guardare prima dell'aspetto tecnico-tattico altri aspetti più umani e quest'anno in effetti stiamo raccogliendo i frutti di quello che abbiamo seminato. Allora Andrei, abbiamo i responsabili del settore giovanile con Gloria. Esatto, Alberto Ansaldo, responsabile settore giovanile del Moconesi, e ti chiedo come appunto viene gestito il settore giovanile del Moconesi. Allora, viene gestito con tanto tempo, tanta passione, e con l'aiuto dei dirigenti e dei genitori, tutto qua. E con i ragazzi com'è il rapporto? Chi fa il mio lavoro nella società non può essere che buono rapporto. Io già che sono qua andrei anche da Giorgia Terrile. Guarda, il presidente mi ha dato l'assist, prima spiegava appunto che ci sono ragazze che hanno fatto danza, hanno fatto pallavolo, poi c'è Giorgia che fa pallavolo e calcio insieme, quindi comunque è una cosa molto particolare. E come mai questa scelta? Il calcio comunque l'ha iniziato da poco tempo e ti chiedo come mai. Perché fin da piccola mio papà mi portava allo stadio a vedere il Genoa e mi è sempre piaciuto questo sport. E sei capocannoniere, quanti gol hai fatto e qual è il gol più bello che hai fatto? Ne ho fatti 14 e il più bello penso quello contro la Sampdoria, che l'ho fatto, me l'ha passata una mia compagna dal calcio d'angolo e ho fatto gol. Brava Giorgia! Alberto, racconta un pochino la partita di ieri e soprattutto come siete arrivati, come insomma, le gestioni di queste settimane, la gestione, che non deve essere stato facile. No, non è stato facile la preparazione della partita di ieri, considerando anche che domenica abbiamo perso con l'ultima classifica. Quindi dopo una rincorsa del genere andare a Borgosesi e perdere una partita strana dove non abbiamo fatto sicuramente bene, c'era il rischio di buttare via tutto quello che di buono abbiamo fatto. Io ho cercato di fargli capire ai ragazzi che comunque quello che avevano fatto una partita non poteva cancellarlo. Sicuramente dovevamo voltare pagina, non cancellarle le pagine perché non si cancellano mai, però di voltare pagina e di preparare la partita come abbiamo preparato le altre. Domenica ho visto una squadra che anche nelle avversità ha fatto veramente, veramente bene. Nel senso, siamo andati in vantaggio 2-0. Ho fatto esordire un ragazzo del 2004 che non aveva con me ancora giocato, aveva fatto solo una partita e mi ha fatto anche una doppietta. Quindi vuol dire che... Ferrario. Ho preparato, gli ho dato merito perché si è sempre nato bene, non ha mai mollato e quindi ieri è venuta la sua occasione e l'ha sfruttata alla grande. Ma questa intuizione che hanno i mister, no? Sì, dopo... Uno non ha mai giocato, giovanissimo, e poi ti fa 2 gol.
Perché comunque durante la settimana avevo visto, era già un paio di settimane che provavo un po' di più a metterlo dentro perché avevo visto che poteva darci una mano, però non mi aspettavo una doppietta la prima partita che facevo. Ecco, non so se è il momento giusto per la regia, abbiamo un pezzettino di intervista di Ferraro che se riusciamo lo facciamo vedere. Tra l'altro stasera abbiamo collegamenti, abbiamo anche una telefonata speciale, perciò insomma è una puntata ricca. Vediamo se dalla regia abbiamo la telefonata pronta? Beh, allora salutiamo Enrico Barillari che è allenatore, il mister del Sessi Levante. Pronto? Buonasera, buonasera a tutti. Un bel applauso al mister. Guarda, tutti gli sportivi, credo, del calcio non solo, hanno seguito questa annata del Sessi Levante. Mister, che giornata è stata? Che nottata è stata? Beh, ho dormito poco, come ogni fine partita. Di solito si dorme poco per le sconfitte e a sto giro si è dormito poco per le vittorie. Beh, credo che però si stava svegli volentieri, Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, racconta un pochino la partita di ieri, perché subito in vantaggio, poi siete andati in svantaggio, tanto vediamo delle immagini di festa alla fine della partita, Forte ha segnato subito, poi andate 2-1 e lì sul 2-1 alla fine del primo tempo, insomma non era facile quel momento. Mentalmente è stato un momento difficile da gestire, perché quando siamo andati nell'intervallo ci siamo detti chiaramente che dovevamo tenere la calma e non prendere altri gol, restare in partita. E quella è stata forse la parte determinante, riuscire a stare calmi in effetti. E i ragazzi lì hanno fatto veramente un capolavoro. Ecco, poi Clemenza ha fatto il resto, un gol al 51esimo e l'altro al 63esimo. Beh, Luca è un po' che era nell'aria, che ci stava andando vicino, aveva tanta voglia di determinare e in effetti ha veramente fatto una gran partita ieri. Ecco, c'è un aggettivo che ti sentiresti di dire che può rappresentare un po' questa annata del Sessi Levante? Beh, per i ragazzi pazzi e spavaldi, direi. E per la società Sestri oculata e intelligente. Ecco, e per il mister? Per il mister non saprei. Guarda, te lo faccio dire. Ha sofferto. Qua questa sera in diretta abbiamo due mister. Uno sicuramente so che siete amici, Alberto Ruvo della Lavagnese, che ti faccio salutare, e poi anche Mirko Garbarini. Ciao Enrico. Allora, ieri avete vissuto un po' le stesse emozioni, vi siete salvati entrambi. Sì, ho saputo e Alberto l'ho sentito in giornata oggi. Ecco. Alberto, sì, domanda cosa diresti a Enrico? No, a Enrico gli devo fare solo i complimenti, che in poco tempo da allenatore delle prime squadre ha dimostrato veramente tante cose. Sono veramente felice perché è una persona che lo merita, una persona che è umile, una persona che dedica tantissimo al calcio, quindi in primis gli devo fare i complimenti e poi veramente gli devo fare, sono veramente contento perché se lo merita, per il lavoro che ha fatto, per la sorpresa comunque che è stata, perché comunque in 2 anni ha fatto cose stupende, quindi sono veramente felice per lui, sono felice veramente per i tifosi di Sestri perché veramente se lo meritano con tutti i sacrifici che hanno fatto quest'anno per vedere la partita, e sono felice anche per il presidente perché anche lui penso che sacrifici ne abbia fatti parecchi. Enrico ha fatto una bella traduzione, mi sembra, il tuo collega di Lavagna. Sì, poi
poi ti posso dire che qua Sessi e Alberto vogliono tutti bene, perché comunque ha fatto delle stagioni importanti. E quindi è sempre, quando io sono arrivato per me era un po' un paragone importante, perché io l'avevo vissuta una sua stagione e ti dico che aveva fatto veramente veramente bene con quelle squadre. Ecco, qua c'è anche Mirko Garbarino, allenatore oggi del Moconesi, ma un esperto di calcio. Vuoi salutare e magari... Sì, certo. Ciao Mirko, ciao. Ciao Eri, complimenti. Ciao Mirko, grazie. Mi accodo a quello che dice Alberto, perché ha detto cose giustissime, perché siete andati contro anche logisticamente. Giocare a Vercelli da Sesti Levante è una fatica e un impegno. Non mi meraviglia il fatto che tu abbia ottenuto questi risultati, perché ti conosco da troppo tempo e non mi meraviglia affatto. Ti faccio i complimenti. Grazie Mirko, grazie mille. A te, bocca Allora, al lupo. prima di salutarci, fare i complimenti a tutta la società, a tutto lo staff, a tutta la squadra. C'è un giocatore, io direi che il capitano Massimiliano Panelli rappresenta un po' tutti bene, no? Tutta la squadra allo spogliatoio, questa sua grinta. Beh, allora mi fai una domanda difficilissima, perché dovrei nominare tutti i giocatori, ma proprio tutti, da chi ha giocato tanto a chi ha giocato poco. Massipane, poi si sa bene cosa io penso di lui. È chiaro che è un ragazzo che stimo prima di tutto come ragazzo e poi ovviamente come calciatore. Quindi mi fai una domanda scontata su Massi, ma dovrei allargarla a tutti i ragazzi della Rosa. Assolutamente. Allora, qua noi abbiamo un'autorità dello sport, Germano Tabaroni, che è il presidente governatore del Panathlon della Liguria. Visto che è qua, ti faccio fare i saluti a nome del Panathlon. Ma io non solo gli farei i saluti, ma i complimenti che sono più che meritati. Ha dimostrato una squadra che non sapevamo come si sarebbe classificata, si è comportato molto molto bene come allenatore, ha saputo tirare avanti. Evito di commentare invece i vicini, grazie. Va bene, allora Enrico, ti facciamo un grosso applauso da trasmettere a tutto Sestri, calcistica. E organizziamo un lunedì a Telepace Sport. Va bene, tranquillo. Grazie, un salutone. Grazie a tutti voi, buona serata. Grazie. Bene, allora poi così prepariamo il servizio. Direi Alberto, ecco, ci siamo detti tutti, avete vissuto anche ieri la stessa giornata di salvezza. Sì, è stata una coincidenza. Aver raggiunto quello che speravamo tutti di raggiungere nello stesso giorno è stato veramente bello, no? Io ripeto, conosco Enrico come quando io ero a Sestri, lui allenava l'Under, aveva già fatto bene con i ragazzi, quindi è stato anche merito della società credere in lui. In quel momento è stato una cosa importante e lui penso che abbia dimostrato di averli pagati al 100%. Bene, allora diamo un flash, Giacomo ancora a Caperana, brevemente questo perché abbiamo il Camogli. Ciao Giacomo, vai. Sì, buonasera Roberto, buonasera di nuovo a tutti, siamo con l'allenatore del Ricalcio Fabrizio Geniale. Tanto sinteticamente come sta andando la stagione, dicevamo prima, 3 giornate dalla fine, siete in zona playoff. Buonasera a tutti, sì, siamo in zona playoff, 3 giornate alla fine, però c'è ancora un po' da lottare perché comunque con la nuova regola di stare attaccati alla seconda di 5 punti è complicato, comunque non si può sbagliare niente, ecco. Quindi cerchiamo di fare il massimo. Prima il Presidente parlava del fatto che oltre a un gruppo di calciatori è un gruppo di amici. Tu che gruppo hai trovato? Come ti trovi con i ragazzi? È un gruppo di amici, è una società speciale perché c'è molto attaccamento. I vecchi che sono anche in campo fanno da dirigente, seguono la squadra, cercano sponsor, facciamo la colletta per comunque pagarci le nostre spese, quindi
è una bella società, una bella realtà e io mi trovo molto bene, mi sono trovato molto bene fino adesso. Benissimo, allora lasciamo condurre l'ultima parte di allenamento a Fabrizio Geniale, lo ringraziamo e linea allo studio. Grazie. Grazie mille. Ok, benissimo. Allora Andrei abbiamo i dirigenti, vediamo gruppo Camogli Pallanuoto. Esatto, inizierei con la quota femminile, un'allenatrice, lei è Monica Boldrini, e ti chiedo, tu segui i più piccini, com'è l'approccio dei più piccoli appunto alla piscina? Non deve essere semplice anche allenare. Sì, assolutamente. Innanzitutto iniziamo proprio dai più piccolini insieme a Marilena, che abbiamo quelli che proprio iniziano le prime bracciate, il primo approccio proprio con la pallanuoto, con la palla, ma soprattutto a nuotare. E poi insieme a mio papà, che mi ha trasmesso questa passione, alleno questi splendidi ragazzini e ragazzine che praticamente partono intorno ai 9 anni, dai 9 ai 10, abbiamo un totale più o meno di 50 bambini, abbiamo 2 squadre under 12, una squadra under 10 e poi quella dei piccolissimi under 9 che fanno campionati, concentramenti e si divertono soprattutto. E quello è già fondamentale. Passiamo invece alla dirigenza. Io prendo la palla al balzo. Roberto prima appunto chiedeva un aggettivo per descrivere la Rarinante Scamogli. Un aggettivo per descrivere la Rarinante Scamogli è difficile trovarlo, perché è una società che fa tanto per il sociale appunto nel comune di Camogli e fornisce ai bimbi uno sfogo importante per i pomeriggi e per rimanere attaccati allo sport. Anche se non è un aggettivo va bene come risposta. Intanto Gabriele Balestra, dirigente, ti chiedo da quanto tempo fai il dirigente, perché ti sei approcciato a questo mondo e cosa fa nel concreto un dirigente appunto nella sua giornata o settimana tipo, diciamo. Sono dirigente dal 2013 e sono tornato nella Rarinantes dopo aver fatto tutte le giovanili quando ero un ragazzino e fondamentalmente volevo ridare alla Rarinantes quello che la società ha dato a me, che mi ha aiutato anche solo a trovare i miei più cari amici che ho tuttora nella vita, e spero di riuscire anche a trasmettere questo ai ragazzi che sono qua dietro, inclusi i miei figli, che anche loro, uno gioca a pallanuoto, l'altra fa nuoto sincronizzato. E nello specifico io lavoro un po' dietro le quinte perché non sono un tecnico, ho un altro lavoro e dedico gran parte del mio tempo libero poi a permettere che loro possano lavorare al meglio per appunto formare ragazzi che poi un giorno faranno parte delle nostre prime squadre. Grazie. Bene, sì, un applauso. Sarebbe da chiedere al Presidente, avendo vicino un Real Madrid come la Prorecco, come si vive questa vicinanza con uno squadrone così? Non è facile, assolutamente, però ormai è una cosa risaputa, quindi ci conviviamo e cerchiamo di non metterci in competizione con loro perché non c'è questa competizione, ma appunto, come ha detto il mio amico Gabriele, puntiamo molto al sociale noi, nel senso che nella nostra piscina maschietti e femminucce possono venire a divertirsi da quando sono piccolissime nel nuoto sincronizzato, nel nuoto e nella pallanuoto, che chiaramente con la tradizione che ha la Rarinante Scamogli è la cosa un po' più conosciuta, diciamo. Detto questo, abbiamo 300 atleti e non ci dimentichiamo che ci sono anche i master di cui faccio parte, che nel nuoto e nella pallanuoto completano la vita di un atleta che, se vuole, può trovare una seconda casa nella piscina di Camogli. Questo è il nostro orgoglio e direi che cerchiamo di ampliarlo, perché pur essendo un comune di 5.000 persone, avere 300 atleti è una cosa molto importante. Sì. Posso. Ecco. Quindi, tra l'altro, state ottenendo risultati anche ottimi risultati nel nuoto con i ragazzini più piccoli. Diciamo che il nuoto è un settore che è da pochi anni che c'è. Domenica abbiamo fatto
una gara esordienti, abbiamo fatto un primo posto e 2 terzi e questo ci rende orgogliosi di questo. Che anche nel nuoto, non solo nella pallanuoto. Sì, assolutamente. E poi avrete anche domenica, ci sarà la gara master. Una gara master importante nella piscina che occuperà tutta la giornata e da cui nella piscina di Camogli verranno un sacco di società blasonate, cosa che per noi Camogli è un orgoglio, perché il nuoto, essendo una cosa recente, riuscire a portare società blasonate è una cosa importante. Bene. No, chiedevo se l'allenatrice è stata prima una giocatrice o meno. Sì, io gioco ancora, alleno e gioco. È un ruolo difficile allenare e giocare, però anche giocando in acqua riesco a trasmettere la passione e la grinta che ci vuole durante la partita. Io intanto sentirei se c'è qualche giocatrice allenata da Marilena. Continua pure. Grinta che non le manca, questo ve lo so. Non le manca. È appunto quel ruolo difficile allora che uno gioca in più allena, perciò è sotto osservazione dalle proprie atlete. Sì, non puoi permetterti di sbagliare quando sei in acqua, perché magari un attimo prima hai fatto notare un errore e poi tu entri in acqua e magari fai lo stesso errore, e quindi bisogna stare molto attenti. È difficile, però molto bello, e penso che sia anche costruttivo, soprattutto quando ci sono le giovani in acqua che hanno questa occasione di poter giocare anche con l'allenatore, e noto che loro sono molto contente e più sicure, sono libere di... Onorate da giocare con l'allenatore. Il ruolo? Marcatrice. Ecco, vediamo un pochino, Gloria ha un'atleta, credo, allenata da Marilena. Ok, Sara, giusto? E com'è il rapporto con la mister? Ma allora, spesso ci sono degli alti e bassi perché non sono una giocatrice facile, cioè ho la testa dura, però riguardo a quello che ha detto prima è vero, perché anche mia madre dice che se non ci fosse Marilena in campo non avremmo la grinta, però niente, mi trovo bene. Ma scusa un po', cos'è che riesci a imparare da Marilena che ti insegna così con la grinta? Cos'è che ti piace di più? Allora, mi piace il fatto che, per esempio, quando entra in acqua, diciamo, sprona la squadra, perché, diciamo, spesso non siamo troppo attive, e il fatto che, diciamo, quando lei è in acqua la squadra si sente più unita, più guidata, diciamo, a suo agio. Tu perché hai cominciato a fare pallanuoto? Io ho iniziato perché ho preso la passione da mio padre, che, diciamo, giocava nel Camogli ai tempi, e poi ho continuato, ho cambiato varie squadre e poi sono venuta al Camogli. Bene, allora come rappresentanza facciamo l'applauso a tutta la squadra. Allora, mi dicono che c'è Giacomo in collegamento, allora vai, arriva qualche goccia da Caperana mi sembra, perciò vediamo come riusciamo. Sì, qui... Qui a Caperana è iniziata a piovere, in effetti, è finito anche l'allenamento, siamo rimasti con un gruppo di ragazzi, abbiamo anche il capitano Cesare Balsamo. Com'è andato l'allenamento? Ma allenamento è andato bene, c'era un po' da riprendersi dalla partita di sabato, quindi un po' di stanchezza, comunque abbastanza intenso, abbiamo finito con una partitella, direi tutto bene. L'ultima parte di campionato, cercherete di raggiungere i playoff, come la vedi? Senza sbilanciati, so che non vi sbilanciate voi calciatori. No, non ci sbilanciamo anche un po' per cabala, però obiettivamente sì, l'obiettivo è quello, mancano 3 partite. Tutte e 3 partite toste, ci sono un sacco di incastri possibili, quindi tante squadre ancora che si giocano l'accesso ai playoff. Noi adesso siamo in terza posizione, dobbiamo appunto far di tutto per arrivare al nostro obiettivo stagionale, che è quello dei playoff, e
e poi niente, poi vedremo. Come vedi i tuoi compagni, comunque stai qui da un po', hai visto diciamo passare tanti compagni di squadra, questi come li vedi? Ma, sì, sono qua da tanti anni. Il gruppo è sempre stato un gruppo solido, un gruppo numeroso, all'allenamento ci divertiamo, siamo sempre in tanti. Senz'altro quest'anno a livello tecnico rispetto ad altre stagioni che abbiamo fatto il livello è decisamente più alto, c'è più competitività anche tra di noi, cioè, tutti possono giocarsi il posto, è uno stimolo in più insomma, che ci sta facendo far bene per quest'anno. Ringraziamo Cesare Balsamo. Ci sono domande da studio, Roberto? Beh, se sta piovendo sarà meglio chiuderla. Allora sì, va bene. Ringraziamo la squadra e salutiamo e auguriamo buona fortuna per il resto della stagione. Grazie ragazzi. Va bene, ritornerei, allora grazie, non so se c'è ancora un collegamento, credo, con un dirigente della Caperanese. Andrei a conoscere altri dirigenti del Moconesi Calcio. Sì, sono in realtà tutti sì, allenatori. Iniziamo con Claudio. Va bene? Claudio Sugrenti, mister under 16, e tu mi hai detto che sono 6 mesi che alleni questi ragazzi e alleni in generale sul campo. Ti chiedo come mai hai scelto diciamo, questa strada e se ti senti di dare un consiglio a questi ragazzi. Guarda, io ho scelto questa strada perché ho portato mio figlio che giocava nel Molassana e ho scoperto la realtà Moconesi, una grande famiglia. Divido il compito con Andrea Minardi. E io sono solo da 6 mesi, lui è 5 anni che a sti ragazzi qua, devo ringraziare la dirigenza che mi ha fatto subentrare, e a questi ragazzi qua l'unica cosa, devo dire, è serietà, impegno, e ce ne mettono tanto, ce ne mettono tantissimo, e ti dico, sono contentissimo, posso dire che sono contentissimo di questi ragazzi qua. Bene, allora io continuerei con un altro mister, Leonardo De Virgilio, mister 2016. Sei qui da poco tempo anche tu, 2 anni? Sono 2 anni che ho preso in mano la leva 2016, sono molto contento dei ragazzi perché sono dei ragazzi eccezionali. Un ringraziamento grosso anche ai genitori perché sono sempre presenti, si sbattono per portarli a destra e a sinistra in tutti i campi. Poi ringrazio anche il presidente, tutta la società Moconesi perché sono un gruppo davvero eccezionale, una famiglia proprio. Non ti fanno mai mancare niente, sono sempre, è un clima diciamo gioioso. E allora finiamo con il terzo allenatore, Leonardo Sotgiu, mister 2012, e chiedo anche a te un attimino il gruppo, com'è invece questa leva e se vuoi parlare di campionato, sapere appunto come va. La leva è una leva diciamo eterogenea perché alcuni sono un po' più avanti, alcuni hanno appena iniziato e quindi la difficoltà sta proprio nel creare un gruppo perché a quest'età non basta solo divertirsi, c'è anche un po' di competitività e questo è quello che a volte manca. Il campionato, per quello che è il mio punto di vista, va benissimo, i ragazzi più indietro stanno crescendo e i ragazzi più avanti aiutano, cercano di aiutare gli altri e dal mio punto di vista l'obiettivo è quello di portare rispetto e educazione a 360 gradi e quello di far ritornare un po' il calcio per quello che secondo me è il suo ruolo. Una cosa semplice, un divertimento, senza troppi tatticismi, un po' ritornare alla piazzetta, con un po' più di regole. Tutto lì. Grazie mille. Con Alberto Ansaldo mi viene questa domanda qua. Questo, insomma, appartenenza, no? Ci eravamo già visti l'anno scorso e c'è questa macchia rossa che vedo del Moconesi, come dire che siete tutti uniti e a tutte le categorie. È la nostra forza, è una grande famiglia che c'è e ci sarà sempre. Perché non è facile tenere soprattutto anche, no?
con l'impegno di tutti, ti ho detto prima, dirigenza, società, genitori, vanno tutti nella stessa direzione, quindi il risultato è garantito. Allora io poi farei un altro collegamento in studio con la prima squadra, così facciamo raccontare qualcosa di più a Mirko. Se abbiamo il servizio, così ritorniamo con Alberto, di Lorenzo Ferraro, che ha fatto i 2 gol ieri con la Lavagnese, così ne parliamo un attimo. Credo che c'è una piccola intervista recuperata sui social. Siamo in compagnia di Lorenzo Ferraro, classe 2004, è arrivato a gennaio, oggi ha giocato la prima partita con la Lavagnese e ha segnato 2 gol importantissimi. A te la parola. Sì, 2 gol ci hanno fatto salvare, ci hanno portato alla salvezza, è buono per la squadra, contentissimo e soprattutto per la prestazione personale, felicissimo e sinceramente quando mi aveva messo nei titolari ero tranquillo, non me l'aspettavo, però comunque sono stato calmo, senza agitarmi, insomma. Ma hai avuto ansia, arrivi dal Livorno e insomma e oggi è stata davvero una prestazione importante perché tutti tra di noi della stampa abbiamo commentato che sei stato veramente uno tra i migliori in campo. Quindi hai segnato 2 gol fondamentali, soprattutto perché oggi la Lavagnese ha raggiunto la salvezza, anche grazie naturalmente ai tuoi gol. Com'è il tuo rapporto con la società, con lo spogliatoio, come ti trovi a Lavagna? No, io quando sono arrivato qua mi hanno accolto bene, in un bel modo. Ho fatto subito amicizia con i ragazzi, con lo staff, tutti eccezionali e infatti pur non giocando comunque mi sono trovato da Dio soprattutto per quello, perché stavo bene con i compagni e con lo staff e non mi hanno mai fatto comunque andare giù di morale mentalmente. Allora salutiamo Lorenzo, anche l'ufficio stampa della Lavagnese. Alberto, il presidente Stefano Compagnoni, contento di questa salvezza? Sì, ieri ho visto il presidente, tutti contenti perché un po' di ansia penso che durante l'anno gli sia venuta al presidente, quindi la partita di ieri è stata una liberazione perché comunque la società ha fatto dei sacrifici, fa dei sacrifici perché mantenere una squadra in un campionato semiprofessionistico come la Serie D non è una passeggiata, però come avevano la voglia l'anno scorso di recuperare la Serie D subito, ne avevano altrettanto forse quest'anno di non perderla. Io penso l'anno scorso sono entrato e poi abbiamo fatto una bellissima cavalcata per riuscire a centrare quello che era l'obiettivo, ma quest'anno penso che sia stato ancora più difficile per tante ragioni, tante situazioni che si sono venute a creare e penso che se devo scegliere le 2 annate sia stata più soddisfacente questa, anche intramezzata dal periodo in cui io non ci sono stato, però dopo la mia voglia di rivalsa era talmente importante che ho dato tutto me stesso per ancora di più forse che le altre volte per riuscire a non lasciare a metà quello che pensavo fosse un bel percorso. Ripeto, da dicembre, da quando sono rientrato a gennaio adesso se non saremo secondi, terzi in classifica, quindi vuol dire che abbiamo fatto veramente bene. Alberto, il tuo rapporto con gli altri sport, qua abbiamo la pallanuoto ad alto livello, e cosa dici della pallanuoto? A me ha sempre detto, quando giocavo a calcio, avevo il preparatore atletico ai tempi della Sampdoria, che mi diceva, con le gambe che hai dovresti dovuto fare pallanuoto, mi ha sempre detto. Con la struttura fisica avresti sicuramente fatto benissimo. Non l'ho mai fatta, però mi è sempre piaciuta perché poi non si vede veramente qual è che è l'agonismo della pallanuoto, è più quello che succede sott'acqua che quello che succede sopra l'acqua, da quanto so, quindi
Poi sempre, qua io adesso non vorrei, ma il Proreco lo seguo abbastanza, è sempre stato una cosa che ho sempre visto, mi è piaciuta. Invece Marilena col calcio? No. Sono una donna, però sportiva. Adesso ormai c'è un'evoluzione. Ormai. Ai bambini a scuola faccio giocare a calcio. A scuola fai giocare a calcio? Scuola faccio perché sei giocare a calcio. insegnante di scuola? Sì, sono educatrice. E invece... Però è uno sport comunque che anche adesso le donne stanno iniziando a giocare ed è bello vederlo. Per esempio ieri ho visto un pezzo di partita della Sampdoria, che era fare un corso in piscina a Sciorba e c'era la partita di campionato della Sampdoria ed era bello come ci fosse anche il tifo, c'erano tutti gli ultra, bello. E invece su quello che diceva il mister, che insomma il pallanuoto sott'acqua non si sa cosa succede. Sì, sott'acqua c'è sempre un po' di mistero che l'arbitro non vede, però no, poi la differenza la fa chi sa giocare sopra l'acqua, chi gestisce il pallone, e poi lo fa tanto la squadra, perché la squadra deve essere unita e coesa. E invece il presidente con il calcio e gli altri sport? No, direi che come tanti ragazzi che giocano a pallanuoto e stanno nell'acqua, non ero proprio portato. Mi piace vederlo, sono genoano, quindi in questo momento posso vantarmene. È partito un applauso per il Genoa. E niente, mi piace lo sport in genere, quindi assolutamente non... Però pallanuoto come c'è una passione da ragazzi? Io ho cominciato, allora si cominciava un po' dopo, non a 5-6 anni come i ragazzi della Monica, ma ho cominciato intorno ai 10-11 anni, avevo fatto 2 anni di nuoto e poi essendo di Camogli era quasi destinato a provare e poi sono ancora qui a fare i master, a divertirmi con i ragazzi della mia età. Invece da un presidente all'altro, Fabio, abbiamo 2 ragazzi in postazione, cosa diciamo della prima squadra da presidente quest'anno? No, per i risultati che sta ottenendo siamo molto contenti. Ripeto, l'abbiamo rilevata dal vecchio Mocconesi, l'abbiamo portata con noi, con tanti sacrifici, anche del vicepresidente, e siamo contenti dei risultati che stanno ottenendo. Siamo anche contenti del nostro settore giovanile che in un futuro può approcciare con la prima squadra, quello che ci mancava, perché abbiamo tante leve ma ci mancava giusto la prima squadra e siamo molto contenti. Avete preso un mister d'esperienza, sì. È Mirko. Vuol dire che sono attempato? No, vabbè, insomma, Mirko, invece se dovessi fare così 2 righe sul tuo spogliatoio, la tua squadra. Ma in tanti anni questo probabilmente e non me ne vogliano chi ho allenato in precedenza, ma quest'anno c'è un ambiente che è veramente speciale. C'è da dire che il lavoro che sto svolgendo è molto aiutato dalla società perché comunque il numero di dirigenti è veramente elevato e in più il mio secondo Luca Bruschi è fondamentale per questi ragazzi perché io sono un carattere piuttosto focoso e mentre lui invece è più pacato e riesce sempre a gettare acqua sul fuoco quando io, diciamo così, sbotto un attimo. Ecco. Ogni tanto sbotti? Ogni 5 minuti. Ah, ogni 5 minuti. Beh, però. Mi trattengo. Ma se ne trovi un altro che sbotta anche lui ogni 5 minuti? Finora non l'ho ancora trovato. Ah, non l'hai ancora trovato. Allora, andiamo un pochino in collegamento dalle prime file, dalla platea. Allora, sono qui con Manuel e Leonardo. Leonardo, allora, il mister ha detto una squadra speciale. Un mister è speciale? Col mister c'è un bellissimo rapporto, è arrivato l'anno scorso, è stata un'annata un po' burrascosa, quest'anno siamo ripartiti, ci siamo rimboccati le mani e credo che i risultati non tarderanno ad arrivare.
Manuel invece, diciamo, cosa si dice in terza categoria? Cosa si dice anche nello spogliatoio? Siete un bel gruppo? Secondo me come gruppo è veramente bello, oltre a essere un gruppo è anche una famiglia, perché poi c'è sempre il post allenamento, il post partita, nel quale a noi piace divertirci tutti insieme, tutti in compagnia. Il mister secondo me è una grandissima persona, oltre che un allenatore, e penso che il merito di maggior parte dei risultati sia il suo. Speriamo. Ecco, a me dà l'impressione, no, che al di là della categoria di insomma, essere colpito dallo spogliatoio, delle squadre, dello stare insieme, del divertirvi anche durante la settimana, che noi parliamo sempre della partita, ma poi c'è tutto, no? Quanti allenamenti fate? Noi facciamo 2 allenamenti, il martedì e il giovedì, più la partita o sabato o domenica. Per mia esperienza personale, il gruppo, secondo me, è il 90% del risultato che può essere un anno. Quindi se il gruppo è bello, unito e ti diverti, i risultati si ottengono. Ecco, anche è d'accordo? Assolutamente sì, la parte più bella credo sia il gruppo. Siamo una banda di amici che ci divertiamo a stare insieme. Sia dentro che fuori dal campo, quindi. Ecco un po' il vostro ruolo che avete in campo? Io teoricamente sarei un centrocampista, però recentemente sono stato declassato in difesa e i risultati però devo ammettere che parlano chiaro. Come mai Quindi- questo... Quindi Bisogna a chiediamo breve al in mister. attacco. Bisogna chiedere al mister. Io vorrei giocare davanti, ma il mister un po' meno. Ma quando Se l'ha siete in campo, richiesta. al di là delle indicazioni del mister, che se andate davanti poi fate un gol, penso che il mister sia d'accordo. Il mister deve starsene. Ecco. Ma insomma, mister Mirko, come mai che hai messo in difesa uno che vuol fare gol? Ma tutti vogliamo fare gol. Ecco, questo è il problema. Però ultimamente lui in questo momento mi dà parecchie garanzie dietro e lo sto sfruttando dietro perché ha delle caratteristiche che in questo momento alla squadra servono. Poi l'ho utilizzato anche l'ho utilizzato anche dietro le 2 punte, quindi non è che sia una prerogativa speciale il ruolo, soprattutto in queste categorie. Però quando un giocatore è attento tatticamente, è allenato bene fisicamente, tutto gli riesce molto più Guarda, facile. secondo me così hai 2 ruoli, no? Hai più possibilità, devi essere contento. Invece il tuo Io sono ruolo... difensore centrale, però Però portiere? No. no. Ultimamente gioco terzino e diciamo che Vabbè, ma quelli sono dettagli, il difensore centrale per noi che insomma... relativamente. Però dai, ci stiamo divertendo e adesso abbiamo un big match domenica. Qual è il big match? Con chi giocate? Moconesi Santa Maria. Pronostico? Lo chiediamo a Ruvo. A Ruvo. Vediamo cosa dice Ruvo. Ruvo. Cioè, è Moconesi Santa Maria? Sì. Allora, vediamo poi se il mister Ruvo ha ragione. Grazie a tutti lo spogliatoio. Allora, Gloria, tu sei una milanista, no? Mi sa che non ci sono buone notizie. È arrivato Ho Turan al intravisto. 49esimo, perciò 2-0 per l'Inter. Se vuoi infierire. Insomma è così. Allora, facciamo così, un applauso all'Inter, vediamo un po', un applauso. Aspetta, e un applauso al Milan. Più o meno siamo pari, dai. Gloria, visto che siamo da quelle parti, abbiamo da presentare una manifestazione un po' originale, una Milano-Portofino, no? Esatto. Vediamo un pochino di capire. È la seconda edizione appunto della Milano Portofino, ne parliamo con Germano Tabaroni e quest'anno tappa a Chiavari. E mi è stata prospettata circa 2 mesi fa questa opportunità, immediatamente ho passato la parola all'amministrazione comunale
perché mi sembrava un'ottima occasione per fargli conoscere la nostra bella città. Arriveranno a Chiavari il sabato 27 aprile, si fermeranno circa una mezz'oretta per dar modo a tutti gli appassionati di fare le fotografie delle loro vetture, poi torneranno a Chiavari domenica 28 aprile per fare dentro al porto turistico una prova di regolarità. E posso elencarvi brevemente le macchine più importanti, perché sono macchine di un certo spessore, e non so, sarà la Bugatti T35, che è un'eccellenza dell'antiquariato, la Ferrari Barchetta, facendo presente che ce ne sono solo 2 in Italia, e poi avremo una Lancia Lambda, avremo una Maserati Spider carrozzata Vignale, avremo anche auto degli anni 20 che facevano le gare, quindi saranno macchine di un certo spessore, e per gli appassionati sarà qualcosa di bello, sarà un museo viaggiante. Ecco, di supporto a tutta l'organizzazione c'è il Motor Club, no? Che qua è rappresentato dal vicepresidente. Sì, noi facciamo un po' di supporto, andiamo a prenderli, a accompagnarli, insomma, da Carasco, accompagniamo giù a Chiavari in centro, fanno un po' in piazza lì e poi andranno giù in porto a fare il giro turistico, così facciamo una cosa, insomma, diamo una mano, ecco, diciamo. Ecco. E tra le auto citate, qual è la più bella, la più affascinante? È la Bugatti, è il 1926. Non le vediamo solo nei musei e basta. Poi c'è una Beltrini, c'è una Rolls Royce, ci sono macchine che se non andiamo nei musei fuori a Reggio Emilia, in quei posti lì, non le vedremo mai circolare. Questi sono funzionanti, vanno per la strada, ci sono dei motori particolari che i ragazzi dovrebbero vedere, non c'è elettronica, non ce n'è in questi motori, qui è solo meccanica. Quindi invitiamo tutti a Chiavari appunto per vedere questa sfilata bellissima. Abbiamo un giorno e un'ora. Il giorno sarà sabato 27 aprile, verso le 16:30 dovrebbero attraversare il Carugio di Chiavari, quindi sfileranno proprio nel centro di Chiavari, si fermeranno in piazza Matteotti per dar modo, appunto, come ho detto prima, di essere fotografate. Sono bellezze storiche. E domenica 28 invece al mattino presto, però faranno una prova di regolarità. Dopodiché verso le 10 partiranno per Portofino. Abbiamo dimenticato di dire che il percorso viene seguito dai motociclisti, dei carabinieri anche, che cercheranno appunto di liberare la strada, sorvegliare i semafori, cercare che funzioni tutto senza creare intralci o incidenti. Bene, allora salutiamo Iafaldano Giuseppe e Luciano Cortassa, che sono venuti come Motor Club, consigliere, vicepresidente, per presentare questo, e Germano Tabaroni per quanto riguarda vicepresidente Marina Chiavari. Bene. Allora, io darei, sì? Io vorrei fare un complimento a Ruvo, complimenti per la vittoria, perché la Lavagnese lo meritava, ecco. Lo dico per appassionato, forse tu sai la mia storia, quindi ti faccio tantissimi complimenti. È vero? Bravo Iafaldano, insomma, adesso ti sei un po' riciclato, cioè hai abbandonato il calcio, però sei sempre stato un grande intenditore di calcio. Dopo 37-40 anni di calcio forse ho detto al momento che io mi ritiri un po' un attimo. Non era più il mio mondo, non riuscivo a connettere, specialmente con i genitori. Quindi sono passato allo storico alle 2 ruote, mi diverto io adesso. Così non ti fanno arrabbiare, dai. No, ma mi diverto io perché adesso ho qualche moto e voglio andare io in moto a divertirmi, non fare divertire solo gli altri. Va bene. Allora, 2 minuti, diamo i risultati di basket perché siamo alle fasi finali anche nella nostra Liguria, la Serie C. Appunto, Serie C, Cusvado 63-49,
Poi la Serie D1, playoff e semifinali, Tigullio Santa Margherita Ligure, Lerici 57-81 e appunto delle foto che vediamo c'è stato il derby Neste Rapallo Aurora Chiavari 74-79. Per quanto riguarda il Chiavari ci sarà sabato alle ore 19 proprio al Palazzetto dello Sport il ritorno. Poi Serie D, sempre play-out dall'altra parte, Follo Casarza 61-66, perciò passa il Casarza, va a vincere a Follo, e invece Villaggio San Salvatore, Bliusù, Lavagna 66-52 sono serie sul 2-1, passa il Villaggio. Per la Serie C invece femminile, Ardita, Nervi, Polisport e Lavagna, vince il Nervi la seconda partita, perciò passa il Nervi. Avremo il Polisport della Lavagna qua lunedì prossimo. Bene, questo per quanto riguarda il basket. Sì, abbiamo un'iniziativa di Luca che andiamo a inquadrare, che ha... Allora, cosa ci racconti, Luca? Se riusciamo a inquadrare con calma. Perché il 25 aprile si svolgerà questa prima corsa, la prima Lavagnine Run, organizzata dal Comune di Lavagna con i maratonetti del Tigullio. Scusate, che... Va bene. Diciamo che la cosa interessante, oltre alla corsa di 10 km in se stessa, che quindi è una gara competitiva, è il percorso, perché riprende il vecchio percorso delle portatrici di Ardesia. Ecco, è un percorso tutto in costa, abbastanza impegnativo, è un percorso che comunque ricorda qualcosa, è un percorso storico, e quindi era giusto che venisse celebrato tramite una corsa, e quindi appuntamento per gli appassionati appunto della corsa a Lavagna il 25 aprile con inizio alle 9:30. In piazza della Basilica di Santo Stefano. Ecco, insieme, vediamo bene questa vediamo appunto la locandina. Insieme ai risultati che in periodo, no? Lo faccio insieme a Mirko, da festeggiare, anche loro probabilmente saranno qua la prossima settimana, e San Lorenzo della Costa promosso in prima categoria. E salutiamo Marco Camisa, che è il volentieri. E se lo merita, perché erano i favoriti e hanno mantenuto ciò che si pensava, quindi non è mai facile, e quindi faccio i complimenti a San Lorenzo e a Marco. Marco, anche lui, insomma, un grande allenatore delle nostre zone. Lui ha qualche anno anche lui che è per i campi, quindi di calcio ne sa, ecco, sicuramente. Luca, un flash sulla pallanuoto a 2. Velocissima, facciamo sulla 1 perché si è conclusa la regular season del campionato maschile, adesso si andrà alla fase dei playoff e dei playoff scudetto e dei playout salvezza. Invece il campionato di A1 femminile prevede ancora una giornata, il Rapallo avrebbe la possibilità di agguantare addirittura al terzo posto, però deve andare a vincere contro la Seasport Roma, che è una squadra in questo momento molto in forma perché ha vinto la Coppa Italia proprio pochi giorni fa, è una squadra molto in forma, quindi sarà una partita difficile, però che il Rapallo con le giocatrici che ha potrebbe anche veramente cogliere un risultato a sorpresa. Per quanto riguarda la 2 maschile, come ho detto all'inizio, si è ingarbugliata la situazione playoff, ecco, perché da 3 squadre il Bogliasco ormai si pensava che avesse conquistato il secondo posto, e quindi prima la Florenza, secondo Bogliasco, invece il Bogliasco è andato a perdere col Brescia e quindi è rientrato in gioco il Brescia, che dopo la sconfitta di Chiavari, il pareggio ad Arenzano, aveva perso un po' lo stacco con la zona playoff, e è stato risucchiato anche il Bogliasco, quindi adesso bisognerà vedere, saranno tutte le ultime 2 giornate, tutte da vivere, il Chiavari col Torino sarà lo scontro abbastanza decisivo, lo scontro di sabato tra Torino e Chiavari, vedremo un po' cosa succederà. Chiedo, a Chiavari o a Torino? A Torino. Con Massimo Bozzo invece, però volevo dire, abbiamo visto una società che, tu hai detto, una società sana, con tanti ragazzi, insomma, quindi una società che il futuro ce l'ha, ecco. Sì, al di là delle delusioni di quest'anno,
noi ripartiremo facendo, diciamo, tesoro degli errori di quest'anno e proveremo a rimanere nelle prime posizioni, a lottare nelle prime posizioni della 2, con soprattutto una squadra di giovani che sarà il nostro futuro, e quindi provare a ricostruire un ciclo che chiaramente l'anno scorso con la promozione tanti ragazzi avevano una certa età e tutto, quindi sicuramente comincia un altro ciclo e speriamo di dare soddisfazioni a tanti ragazzi di Camogli e no, che vogliono giocare con noi per lottare per tornare in A1. Benissimo, grazie quindi a Massimo Bozza, a tutto il Camogli che è venuto qui stasera. Salutiamo anche Marilena. Grazie. Intanto, se vediamo, finiamo ricordando ancora l'impresa del Sestri Levante, se vediamo ancora una battuta, credo, del Presidente, così chiudiamo, poi facciamo i saluti. Alla fine, per il tempo oggi, ho pensato veramente che le cose si mettessero male, pure io l'ho pensato, ma l'intervallo a partire dal Presidente che da fuori diceva ai ragazzi di tenere duro, che sarebbe girata, e noi nello spogliatoio che ce lo siamo detto ripetutamente, non avevamo più niente da perdere a quel punto, perché con l'Ancona che stava vincendo eravamo quasi condannati ai play-out. Forse vabbè, c'era il discorso della Fermana, forse eventualmente sull'ultima giornata, però sicuramente lì l'unico modo era restare coi nervi saldi, continuare a giocare, e perché secondo me avevamo fatto una grossa partita. Il problema è che purtroppo con mezzo tiro in porta abbiamo preso 2 gol. Non voglio togliere nulla agli avversari, ma nei 2 gol sicuramente noi abbiamo avuto 2 infortuni, e quindi credo che mentalmente la squadra lì era normale accusasse il colpo. Invece sono stati ancora una volta eccezionali tutti, dal primo all'ultimo, mentalmente a entrare dentro con calma, continuare a giocare. Ci è servita la lezione di Pineto, perché una volta che loro sono rimasti in 10 non abbiamo fatto, passami il termine, il casino che avevamo fatto col Pineto, che lanciavamo, non avevamo un senso. Sì. Oggi avevamo capito la lezione di Pineto, e una squadra in 10 la devi muovere da una parte all'altra, e infatti la palla girava veloce. Quindi secondo me abbiamo legittimato la rimonta, e forse col senno di poi è stata la cosa più bella, cioè è stato bello così, che se l'avessimo magari raggiunta 2 settimane fa. Però sono state 2 settimane dure, credimi che a livello, anche io parlo per me personalmente, ma anche i ragazzi, avevamo una cosa addosso che non te la riesco a descrivere. Io non nascondo che dormivo poco di notte, ma proprio perché la causa del Sestri ormai ci era entrata tutti nell'anima, quindi non poteva secondo me questo triennio finire, arrivare a un epilogo migliore che non così. L'idea che potesse andare male sinceramente mi faceva star male parecchio. Questa partita riassume, come dici te, veramente la nostra stagione. Siamo passati quasi da comprometterla al primo tempo a un finale stratosferico. Io sono tanto felice che non so neanche, non riesco neanche a realizzare ancora. Ci tengo a dire che intanto ringrazio i tifosi che oggi sono venuti e ci hanno sostenuto come al loro solito. Spero che siamo premiati col fatto che la prossima partita in casa la facciamo assieme. Bene, allora sembrava così da lasciare questa fotografia del Sestri, che a livello come risultato nostro comprensorio insieme alla Lavagnese per il calcio ha segnato questo fine di settimana. Salutiamo tutto il Moconesi, presidente, allenatore, forse Alessia abbiamo coinvolto a poco. Alessia, vuoi salutare tutte le tue under 12? Quando vi vedete adesso in campo? Ora ci vedremo domani sera all'allenamento. A che ora vi vedete? Alle 6. Alle 6 sul campo Dalle del 6 alle Moconesi? 7:30 al campo del Moconesi, sì. E poi avete la partita?
Avremo la partita domenica contro il Sestri Levante, appunto. Contro il Sestri Levante. Sì. Bene, bene. Mirko, grazie. Piacere. Ok, Presidente Fabio, Grazie a voi. un saluto a tutti i nemoconesi del calcio. Alberto saluta tutta la Lavagnese. Certo, tutti. Bene. Allora, noi salutiamo la nostra squadra. Gloria, tutto bene? Tutto benissimo. Intervistato tutti giù? Si dovrei aver fatto tutti, se non ho fatto qualcuno alzi la mano, però direi che sa che è l'ora di andare a dormire. Va bene, grazie al Camogli, grazie al Moconesi e a tutti gli intervenuti. L'appuntamento è lunedì prossimo. Buonasera a tutti, buona settimana.